without a dime, in real time, real time, real time. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Eccoci qua, collegati con Carla De Bernardi poi se riusciamo a recuperarla anche con la copertina del tuo nuovo libro, di cui se vuoi possiamo riparlare. Tra l'altro uscirà tra pochissimo, ce l'hai annunciato l'altra volta. Buongiorno intanto a Carla De Bernardi in collegamento con noi. Dico soltanto a beneficio di chi ci ascolta che il nostro calendario musicale di prima ci ha portato velocissimamente a una curiosa interprete femminile di fisarmonica, una fisarmonicista creola della Louisiana, Queen, la regina Ida Lewis. Nasceva il 15 gennaio del 29, abbiamo ascoltato i Mail Blues. Questo per la cronaca musicale. Intanto Carla, ti lascio subito la parola, giro alla regia la copertina del tuo libro così lo rivediamo il prossimo in uscita e poi ne riparliamo magari in conclusione. Eravamo rimasti però a Crescenzago nel tour. A Crescenzago. Adesso continuiamo su Crescenzago. No, voglio dire una cosa, il libro non è ancora in libreria, lo dico perché già mi stanno chiedendo anche delle presentazioni. Uscirà secondo me la prima settimana, 10 giorni di febbraio, perché stiamo aspettando che ci mandi la prefazione Gian Giacomo Schiavi. Il libro è pronto, però finché non arriva la prefazione di Gian Giacomo, che me l'ha promessa ed è carinissimo a farmela, perché chissà quante richieste ha, ma non possiamo andare in stampa, quindi siamo bloccati solo da questo. Detto questo, torniamo a Crescenzago. Crescenzago eravamo stati, se ti ricordi, a Santa Maria la Rossa, che è la chiesa, l'abbazia bellissima, con dentro dei capolavori che non ho descritto, ma quando uno entra poi vede Cristi Pantocratori, cicli mariani, insomma una serie di cose meravigliose. E poi, uscendo di lì, si attraversa un ponticello che era un vecchio ponte a Sella d'Asino, no? Ad Orso d'Asino, come tutti i ponti antichissimi, ponti direi romani addirittura, e adesso è stato sostituito da un ponte moderno che non vedi quasi neanche che un ponte, è una strada che attraversa la Martesana, perché siamo sul naviglio della Martesana, meraviglioso. E all'epoca, nell'Ottocento, nel 7-800, forse anche prima, Crescenzago era chiamato la Riviera di Milano, perché c'erano queste meravigliose ville, come ho già detto tante volte, i ricchi milanesi, già dai tempi dei Visconti, andavano nelle campagne appena fuori Milano, perché Crescenzago è proprio appena fuori dal centro storico, poco più in là, tant'è che ci si arriva con la metro verde, e in pochissime fermate, e si facevano le loro case, le loro belle ville. In particolare a Crescenzago sono sorte delle ville appunto nel Settecento che ne hanno fatto questo luogo di grande bellezza, dove sorgevano anche delle osterie, tipo la vecchia osteria Tre Case, c'erano delle osterie famosissime, dove la gente andava fuori porta, si usava già allora andare in gita fuori porta, e lì erano in mezzo ai campi, le ville erano in mezzo a campi agricoli, c'erano le marcite. Marcite sono, l'avevamo ricordato, no? Un modo di coltivazione che consente di coltivare i campi anche in inverno, di fare il raccolto anche in inverno, e quindi era una zona floridissima. Oggi queste ville rimangono e adesso ne parliamo per vedere che fine hanno fatto, però prima parliamo appunto di questo ponte. A sinistra del ponte c'è l'unica villa di Delizia, per l'appunto, del Settecento a valle, le altre sono tutte a monte verso nord. Villa Lecchi è una villa patrizia, ovviamente, di questi signori Lecchi che avevano ospitato anche dei regnanti, insomma era un luogo dove le persone importanti andavano ospiti, e adesso è sede di una associazione che mi sembra si chiami Villa Pallavicini. È molto molto bella Villa Necchi, è molto ben restaurata, quindi è in ottimo stato,
poco più in là su Viale Padova, perché la Riviera di Milano dà sulla Martesana ed è parallela a Viale Padova. Viale Padova corre lungo la Martesana. Al numero 275 di Viale Padova, quindi andando un po' ancora più verso il centro da Villa Lecchi, c'è la Cour dell'America. Tu sai cos'è la Cour dell'America? No, non lo La so. Cour dell'America è una casa di ringhiera che rimane ancora oggi più o meno nello stato in cui era nel Novecento, dove gli emigranti che volevano andare in America e quindi volevano il visto per andare a Genova e poi a imbarcarsi per Ellis Island, andavano in questa cortile dove c'era evidentemente un ufficio, una sede, non so che cosa, dove aspettavano di ricevere il visto, per cui si chiama la Cour dell'America. Adesso ti dico, è ancora più o meno come allora, perché c'è una rastrelliera con le biciclette, alcune biciclette anche nei ballatoi, non è stata restaurata, ci abitano molti immigrati e quindi questo è un po', no, un po' corsi e ricorsi. So che appartiene a una signora molto ricca a cui tutti chiedono di restaurare questa Cour dell'America, speriamo che prima o poi la faccia. Tornando verso il ponte, si sbarca in Piazza Costantino e lì c'è una cosa interessante perché c'è il vecchio municipio. Ricordiamo che Crescenzago era un comune fino al 23 come gli altri e quindi c'era il vecchio municipio che è una garbata casetta senza particolari pregi ma molto carina. Oggi ospita Legambiente, come si chiama, l'Ampi e la sede della banda di Crescenzago che ha più di 100 anni. Bene, il comune ha venduto il municipio e sta sfrattando, oppure ha già sfrattato, per meglio dire, tutte e tre queste istituzioni, quindi diciamo Ampi, Legambiente e la banda di Crescenzago, e non si sa che cosa vuol fare di questo ex municipio, ma siccome è piccolino, garbatino, tutto carino, secondo me lo vogliono semplicemente abbattere per fare qualche condominietto in ceramica bianca piuttosto che una banca. Gli abitanti di Crescenzago sono giustamente inferociti, stanno difendendo il loro municipio con le unghie e con i denti, ma il comune sembra che non ne voglia sentir parlare di salvare il municipio. Il municipio da Piazza Costantino, lungo la Martesana, a destra abbiamo detto che c'è Viale Padova, a sinistra della Martesana corre una via che si chiama Via Amalfi, proprio piede on low praticamente, cioè tu cammini su questa via che è praticamente un acciottolato, uno sterrato, e ci sono delle casette deliziose. Al 15, prima c'è una cascina che si chiama Cascina Monti, perché il Monti era un generale di Napoleone. Poi c'è Villa Albrighi, che è una villa neogotica, eclettica, suddivisa in appartamenti, deliziosamente ristrutturata. Pare che dentro ci siano delle cose meravigliose, ma essendo una villa privata, una casa privata, non è accessibile. Dopodiché ci sono altre case molto carine al 17, al 19, al 21, casette con verande, vedi i gatti che si aggirano nelle siepi, insomma un posto magnifico. In fondo a Via Amalfi c'è un cancello che la chiude e lì c'è il cortile del fabbro Bresciani, che è un fabbro famosissimo che risale anche lui a tanto tempo fa, ma che ancora oggi è in attività. E lui, fai conto, è uno che fa i negozi, le scale, i cancelli per grandi negozi di grandi firme, per musei. Ha lavorato molto anche all'estero, quindi non è il fabbro nel senso del Ferré, è proprio una ditta importante. Si entra da via San Mamete, che è la parallela, e adesso ci andiamo. Si torna indietro da via Amalfi, saranno non so, 100 metri, 150 metri, no, forse qualcosa di più, visto che ci sono parecchie case. Giri a destra su via, mi pare sia via Adriano, e ancora a destra prendi via San Mamete. Via San Mamete ti porta dritto a un oratorio antichissimo, l'oratorio di San Mamete, che dentro contiene degli affreschi bellissimi perché risale al 500, ma non è visitabile perché è sempre chiuso. Io sono riuscita a entrare una volta, ma insomma anche quello meriterebbe, anzi merita un restauro, una ristrutturazione. Sulla via San Mamete ci sono gli ingressi, ascoltami, alle ville che si trovano sul naviglio della Martesana
oltre via Amalfi, nel senso, noi abbiamo fatto via Amalfi, si chiude con un cancello e c'è il Fabbro Bresciani. Oltre, sempre sulla riva della Martesana, ci sono altre ville che avevano l'ingresso sul fiume, sul canale, un attracco, chiamiamolo così, ma l'ingresso pedonale era sulla parallela via San Mamette. E queste sono 3 ville in particolare, che ci sono ancora e sono tutte e 3 in ottimo stato, che erano appunto quelle che costituivano questa meravigliosa riviera di Milano. E la prima si chiama Villa Petrovic. Villa Petrovic è una villa che non la vedi quasi dalla Martesana, perché è tutta immersa nel verde, vedi solo una torretta che sporge, però si entra appunto da via San Mamete. Quella dopo è Villa De Ponti. Questa storia è divertente perché la Villa De Ponti era la villa del sindaco Domenico De Ponti, che insomma, c'era una filanda all'epoca, nell'Ottocento. La figlia di Domenico De Ponti, la signora Pina, è un personaggio divertente perché lei era molto indipendente, quindi andò a insegnare italiano a Londra. Poi tornò e mise su delle boutique molto raffinate, andava a Parigi a cercarsi i suoi modelli, mise su delle boutique in varie zone, Milano, in altre zone, in altre città molto molto raffinate, divenne molto ricca, morì nell'82 a 101 anni, fu la prima donna della provincia di Milano a prendere la patente e a un certo punto negli anni 30 si imbarcò e andò a fare il giro del mondo in piroscafo. E c'è un album suo di fotografie con tutti questi balli a bordo, perché quando i piroscafi passavano l'equatore, lei deve averlo passato di qua e di là svariate volte, si facevano dei grandi balli e si vedono queste foto. Poi si vedono delle foto di quando lei si ritirò già anzianotta, insomma non più giovanissima, a Santa Margherita Ligure, e anche lì lei dava delle grandi feste alle quali partecipavano personaggetti come Lauren Bacall e Humphrey Bogart, che stavano girando in Liguria il film La Contessa Scalza. Aveva come ospiti persone come Farouk, e anche lì ci sono queste foto che io però non ho visto, so che esistono, di queste meravigliose balli. La terza villa, Villa Pino, anche Pino era un generale di Napoleone, e anche Villa Pino gode di ottima salute. La Villa De Ponti mi sembra che adesso sia adibita a location per matrimoni e grandi eventi. Gli interni sono bellissimi e la villa è veramente molto molto, come dirti, ricca, molto fastosa. Finito Viale Padova, sulla destra c'è, insomma, oltre queste ville qua, sempre sulla Martesana, a sinistra c'è l'ex, aspetta, che cos'era? Una casetta gialla che oggi è il centro del Club Alpino Italiano, e di fronte c'è la famosa Trattoria Novelli, che è aperta da mo', e che è una trattoria che è stata anche set cinematografico, set per sfilate di Versace, perché è una trattoria antichissima, proprio la vera trattoria milanese, e ci si può ancora andare a mangiare, ed è al 344 di Viale Padova. Ci andavano, fatti conto, Iannacci, Celentano, i Gufi, e Celentano ci fece proprio delle scene di un suo film. E quindi vedi che come tutta questa zona abbia delle cose molto particolari. Tra l'altro a Villa Lecchi, non ve l'ho detto, nell'800 c'era una ditta tessile, la Enrico Mangini, e il signor Mangini inventò i coriandoli. So che stiamo per finire, quindi ti dico solo che i coriandoli si chiamavano così perché erano semi di coriandolo ricoperti di zucchero che si buttavano per strada a Carnevale. Il signor Lecchi sostituì i semi di coriandolo e zucchero che creavano qualche problema, con dei tondini di carta che erano i residui venivano bucate le lettiere per i bacchi da seta e venivano fuori tutti questi tondini, come quando fai, sai, i buchi per mettere i documenti nel classificatore. Sì.
E quindi lui, per non buttare via tutti questi tondini di carta, inventò i coriandoli. Ecco, mi fermo qui perché ho capito Beh, che adesso tu mi sì. vuoi dare Sì, a sì, casa. sì, purtroppo sono le 9:32, ma io ti ringrazio come Comunque sempre credo di aver invece. fatto capire come Crescenzago sia un luogo che merita una visita. Andate a spasso lungo la Martesana, vi fermate, andate a mangiare alla Trattoria Novelli, poi ce ne sono altre di trattorie ovviamente. Beh, È molto carina Crescenzago. bene. Grazie davvero a Carla De Bernardi, ci diamo appuntamento al prossimo lunedì, magari con qualche news sul tuo libro, di cui abbiamo visto intanto la copertina. Già bella e pronta. Spero che sia arrivata la prefazione nel frattempo. Va bene, grazie Carla. Grazie a Una voi. buona settimana a te. Intanto noi Ma ci poi a ascoltiamo. Crescenzago nacque la Simmental, ecco, volevo dire Ah, anche questo. Beh, insomma, tanta roba, come si dice. Tanto. Tantissima roba. E l'uovo Che maltina anche. pure, tutte Pure. cose famose tra l'altro. Esatto. Il primo Levi lavorava all'uovo maltina a Crescenzago. Beh, non finiremo Piazzetta più, Carla. Wonder, chiamiamola così, faceva l'uovo maltino ma si chiamava Wonder o Wander perché forse erano tedeschi. Questa rubrica è una miniera di cose belle, Piccole interessanti. cose, molto piccole ma No, molto no, ma carine. molto, molto interessanti. Ciao a Grazie, tutti, buona grazie settimana. davvero Carla, Ciao buona Giulio. settimana a te. Ciao. Tra poco noi ascolteremo l'ultimo brano musicale di oggi, lo conoscete tutti, Everybody's Talking, magari in varie versioni, ma l'originale è quella di Harry Nilsson che moriva il 15 gennaio oggi del 1994. Nacque nel 41, crebbe in una famiglia distrutta di Brooklyn, abbandonò la scuola, si trasferì a Los Angeles e fu in grado di comporre questo pezzo famosissimo, Everybody's Talking. Dopodiché abbiamo un appuntamento parlamentare con il ministro Crosetto che 5 giorni fa riferisce alla Camera comunicazione del ministro della Difesa. Buon ascolto e non perdete oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini sulla pagina Facebook i suoi ospiti interessanti come sempre. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. E la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Everybody's talking at